Prosegue la stagione autunnale di presentazioni letterarie presso la Libreria Moderna di San Donà di Piave, dopo Walter Veltroni che la scorsa settimana ha presentato il suo giallo Assassinio a Villa Borghese. Martedì 3 dicembre è stata la volta di Nicola Porro, giornalista, vice direttore del giornale e conduttore di Quarta Repubblica, programma televisivo di economia e politica di Rete 4. Le tasse invisibili, l'inganno di Stato che toglie a tutti per dare a pochi. È questo il suo ultimo lavoro letterario, un'opera d'inchiesta sulla tassazione italiana. Nicola Porro, un libro sulle tasse perché? Perché in realtà tutti sanno che ci sono molte tasse in Italia, tutti dicono che c'è un'alta pressione fiscale, però ci sono tante tasse che non conosciamo, tante tasse nascoste, ci sono tanti prelievi che noi pensiamo siano giusti, in realtà sono sommamente ingiusti. Insomma è un libro per fare il punto sulla vessazione fiscale degli italiani e non solo, e soprattutto sulle nuove tasse, quelle etiche, quelle ambientali, quelle ecologiche, quelle pulite, quelle contro l'obesità, che sono soltanto modi diversi affinché lo Stato si nutra appunto delle nostre risorse. Tasse in Italia ce ne sono tantissime, ormai gli italiani sono forse quasi anche assuefatti dalle tasse, basta pensare anche a quelle sul carburante, ce ne sono talmente tante che ormai si sono abituati, questo è un problema però. Sì, questo è uno straordinario problema. Il mio libro è proprio un'idea, una grande denuncia del fatto che non ci dobbiamo abituare ai disastri che abbiamo combinato nel passato, e quelle del carburante che lei ha citato prima sono il caso tipico. Si sommano tante tasse che erano tasse di scopo per questioni del passato, e quando una tassa la metti è quasi impossibile toglierla. Gli italiani si sentono anche un po' imbrogliati però dal percepire queste tasse nascoste. Lei da giornalista, da conduttore televisivo che ha a che fare anche con la gente, come la percepisce questo fatto? Ma un misto di rassegnazione e di ribellione, e la ribellione che talvolta è velleitaria e l'assuefazione che è ancora più pericolosa perché dice non ci possiamo fare nulla, però così non va, bisogna sapere, conoscere per deliberare, diceva Einaudi, in maniera tale da poter affrontare secondo me nel modo più serio possibile una grande rivoluzione che passa dalla riduzione delle imposte.